La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. Penalty, il gioco si decide qui. Penalty, emozioni fino all'ultimo sì. Penalty, ogni istante è magia. Penalty, la vittoria è energia. Penalty. Sportivi siciliani, bentrovati con il secondo appuntamento di Penalty, in onda sul canale 19 di TVM Palermo. Ieri alle 15:30 abbiamo parlato di Serie D ma anche di eccellenza, mentre invece oggi parleremo di promozione e di prima categoria. Insomma, sarà una puntata ricchissima anche e soprattutto di immagini. Partiamo subito con il girone A del campionato di promozione. Come tutti ben sanno, proprio domenica si è giocato uno spareggio incredibile, quello tra Aragona Calcio ed Alcamo 1928. Eccola qua la schermata, vince l'Alcamo 2-1, pertanto sarà l'Alcamo a giocare la prossima stagione il campionato di eccellenza. L'Aragona dovrà passare a questo punto dai play-off che inizieranno proprio domenica prossima. L'Aragona Calcio giocherà in casa contro il Gemini e la seconda partita sarà quella tra Città di Marineo Calcio e Valderice Calcio. Per quanto riguarda i play-out, che si giocheranno sempre domenica, in campo Casteltermini in casa contro l'Aspra. Va Piraneo, dentro i saltatori, la mette, va tiro, la mette in porta! L'ha rifatto Piraneo! Incredibile, quasi la fotocopia del gol dell'1-0 del 19 aprile! Incredibile, 1-0 Aragona! La fotocopia di Piraneo per sbloccare la partita. Sempre Pulizzi, in mezzo a due arriva Rosone, vuole metterci un po' di qualità, passa Rosone che giocata, vuole il doppio dribbling, è arrivata anche Caruso in aria, calcio di rigore Alcamo, subito emozioni a mille a Petralia, dopo il gol di Piraneo, calcio di rigore Alcamo. Ecco l'opportunità, Riccopone contro Pottano per fare 1-1. Va lui, Riccopono destro! Fotocopia anche per lui! La mette esattamente dove l'aveva messa d'Aragona! È 1-1! Come siamo partiti! Signore e signori, per questo spareggio che è di promozione, ma per come stanno giocando sembra da Champions League! Punizione Alcamo, Fili. Pulizzi, lo abbiamo detto, l'abbiamo visto prima, si è abbassato a fare gioco, lancio lungo a cercare ancora Lentini, ancora arriva Rosone! Sale in cielo e fa volare l'Alcamo, 2-1, l'invenzione, ha preso l'ascensore per fare 2-1 Totò Rosone. C'è Missari che è pronto al rinvio. Eccolo il pallone lungo a cercare Rosone che duella con Rama, ancora una volta va in cielo, sempre Rosone, duella lì in mezzo, Rama non c'è nulla, passa Rama che giocata ancora del 21, Rama in mezzo a due, arriva da quel lato però a chiuderlo per Spina, sempre Spina, messa a terra, finisce qui, l'Alcamo è in eccellenza, vince, batte l'Aragona nello spareggio e vola in eccellenza per l'Aragona. Saranno playoff. C'è Rosone che fa il capostrada adesso ovviamente. E ha spezzato la sigaretta Totò Rosone.
finali sono così. Abbiamo vissuto una settimana difficile dal punto di vista proprio mentale, perché i ragazzi fino a mercoledì erano davvero provati, delusi dalle situazioni che sappiamo, però l'abbiamo interpretata bene la gara, nonostante avevamo degli assenti. Secondo me nel primo tempo si poteva fare qualcosa in più, abbiamo avuto anche le occasioni per poter segnare, però ahimè il calcio è questo. Adesso ci saranno i playoff che giocheremo in casa, dove abbiamo 2 risultati su 3 a disposizione, quindi c'è solo un po' da rimettere un po' i cocci a posto, sistemare la testa di questi ragazzi e prepararci ai playoff. Auguro all'Alcamo di raggiungere al più presto le categorie che merita, perché l'Alcamo comunque nel suo passato ha fatto categorie professionisti. Poi aggiungo anche che comunque noi l'abbiamo incontrata 3 volte, per 3 volte ci ha battuto, quindi non abbiamo attenuanti. Mamma mia ragazzi, è stata una partita incredibile, ma con loro veramente sono state 3 partite bellissime. Ci abbiamo lottato tutte e 2, infatti siamo arrivati a 73 punti al primo posto, entrambe le squadre, è stato veramente un campionato assurdo. È un'emozione assurda, abbiamo fatto qualcosa veramente di incredibile. Abbiamo dato l'eccellenza, che è il minimo che la città di Alcamo merita. Credetemi, stiamo costruendo qualcosa veramente di ottimo, abbiamo una bellissima dirigenza, tutti Ciccio Mulè, il presidente Milotta, cioè stiamo veramente creando qualcosa di incredibile. 200 persone venute col pullman, ma poi quanto macchine, ragazzi, qui in tribuna c'erano almeno 700-800 persone di Alcamo. Questo è veramente, lo voglio dedicare a loro. E ora andiamo in piazza, vogliamo andare in piazza a festeggiare, speriamo che c'è il sindaco con tutti i tifosi, vogliamo una notte di festeggiamenti, vogliamo fare. Siamo felicissimi, intanto perché sono ragazzi giovani, se lo meritano, la società la ringraziamo, perché riportare l'Alcamo in eccellenza è sicuramente un traguardo storico. Lo sport è vita e credo che una città come la nostra merita, oltre alle strutture su cui ovviamente lavoriamo, anche questo clima, che è la cosa più importante. Il colpo d'occhio bellissimo si è avuto oggi in campo, c'erano oltre 1000 persone alcamesi a tifare Alcamo e abbiamo vinto. L'abbiamo spenta, l'abbiamo spezzata, basta. Ora ci godiamo la festa, abbiamo portato l'eccellenza, che è la categoria dove merita. Anzi, merita. Penalty Awards, tutto il meglio del calcio dilettantistico siciliano in un'unica grande serata. Il galà del calcio nostrano va in passerella con la premiazione dei migliori dirigenti, i migliori tecnici, i migliori atleti della stagione calcistica. Una serata esclusiva con il gotha dirigenziale e sportivo del calcio siciliano, le eccellenze dello sport, del giornalismo e dello spettacolo. Penalty Awards presenta Ettore Tortorici. E parliamo adesso del girone B.
Vincono facilmente in casa le due squadre che disputavano il loro turno di semifinale in casa. Parliamo della Città di Villafranca che vince 5-0 contro il Nicosia e l'Orlandina Calcio che vince 3-1 contro la Promende Calcio. La finale sarà tra Orlandina Calcio e Città di Villafranca. Si giocherà chiaramente domenica 10 di maggio. Si è giocata invece la finale play-out, Sant'Angiolese batte Città di Galati 2-1. Sarà il Città di Galati a disputare la prossima stagione il campionato di prima categoria. Ottima prestazione dell'Orlandina Calcio che batte 3-1 la Promende e punta con merito alla finale playoff del girone B. A segno Galati al sesto di testa, uno dei migliori del match giocato ieri al Cicino Micale. Alla mezz'ora il pareggio della Promende. Soue viene atterrato in aria con conseguente calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Cambria. Caserta è bravissimo a parare la conclusione coi piedi, ma sulla respinta si avventa ancora Cambria che da 1 metro non può sbagliare. È 1-1 a fine primo tempo. L'Orlandina sembra spenta, il pareggio basterebbe per passare il turno, ma ci vuole la sicurezza. E allora arriva ancora una volta il migliore in campo Galati, che da corner, con una sforbiciata in girata, batte il portiere ospite. Chiude i conti poi al 35esimo Praticò, che mette in rete dopo l'uscita del portiere su un contropiede davvero eccezionale. Nell'altra semifinale tutto facile per il Città di Villafranca che regola 5-0 il Nicosia, imbottito di under dopo l'addio di tanti sudamericani. Domenica sarà sfida decisiva. Chi passa il turno affronterà nella semifinale regionale la vincente dei playoff del girone A, con in palio il pass per la finalissima che varrà il salto in eccellenza. All'Orlandina basta il pareggio al termine dei 90 regolamentari più i supplementari, data la migliore posizione in classifica rispetto al Villafranca al termine della stagione regolare. Sapevamo che era una partita molto complicata, uno perché la Promende è un'ottima squadra e l'ha dimostrato non solo in questo campionato ma anche gli anni passati. Ha gente di quell'età, ragazzi giovani che corrono, noi ovviamente dobbiamo recuperare tante energie perché nell'ultimo periodo siamo stati poco bene con molti giocatori e quindi sapevamo che oggi era una partita molto difficile. Abbiamo iniziato bene, andando in vantaggio, poi nella seconda parte della prima frazione siamo andati proprio, loro ci hanno chiuso nella nostra metà campo, non riusciamo più ad uscire e abbiamo poi preso il gol sul rigore, abbiamo sofferto tanto, poi nel secondo tempo ci siamo ricompattati e la squadra veramente ha dimostrato la qualità, ha dimostrato coraggio e orgoglio. Detto questo non ho più aggettivi per i miei giocatori perché loro stanno facendo un percorso eccezionale. Io gli dico sempre siamo in un sogno e speriamo di svegliarci più tardi possibile. È ovvio che ora da martedì incominciamo a pensare il Villafranca e sappiamo là anche che loro sono un'ottima squadra, ma per adesso ci godiamo questa grande vittoria. Infine voglio, come ho già detto anche in altre situazioni, voglio fare i complimenti veramente alla Promende perché sono una società secondo me sana, con certi valori, l'allenatore è una bravissima persona, un bravo allenatore e si è visto oggi qua a Capodorlando. Noi bene il primo tempo, credevo che nel secondo tempo riuscissimo ad uscire meglio dagli spogliatoi, però purtroppo siamo rimasti lì dentro. Però va bene, questa sconfitta non cancella tutto ciò di buono che abbiamo fatto da 2 anni con questo gruppo. È una cosa bella questa, finalmente la gente di Santa Lucia è venuta a seguirci, siamo contenti. Adesso vediamo cosa succederà in futuro, se dovessimo restare, se io dovessi restare, se il gruppo dovesse restare a Santa Lucia, speriamo che riusciremo a portare tutta questa gente anche in casa.
Succede tutto in un primo tempo travolgente, il Città di Villafranca domina, segna 5 gol in appena 31 minuti e vola in finale playoff del girone B di promozione, una semifinale senza storia, quella andata in scena al Fagnani contro una polisportiva Nicosia giovanissima e rivoluzionata che non riesce a contenere l'urto dei biancoverdi che ci provano già al 10° con Assenzio che prova a scaldare i motori, il suo destro però sorvola la traversa. È solo il preludio al vantaggio che arriva 2 minuti dopo, quando ancora Assenzio è il più lesto a ribadire in rete la respinta di Bello e firmare l'1-0 e il suo 11° gol stagionale. Da lì in poi è un monologo biancoverde. Al 14° lo stesso Assenzio inventa una grande giocata e serve Bucolo che va via alla difesa avversaria e davanti al portiere non sbaglia, sinistro preciso, 2-0 e primo centro stagionale per il classe 2003. Passano altri 120 secondi e arriva il tris grazie a Marullo che recupera palla, entra in aria e da pochi passi batte ancora Bello per il 3-0, siglando il suo 7° gol personale. Il Villafranca è incontenibile, al 19° l'Aquidara cala anche il poker, prima conclusione respinta, poi al secondo tentativo trova il guizzo vincente e conferma il feeling con il gol dopo la rete già segnata ai biancorossi lo scorso 22 novembre. Al 31° c'è gloria anche per Rando che aggancia l'invito di Bucolo, arma il sinistro e infila il pallone dove l'estremo avversario non può intervenire per il 5-0. Anche per lui è l'11° centro stagionale. La ripresa è pura gestione, il Città di Villafranca controlla e sfiora più volte il 6° gol, prima con l'Aquidara che manda di un soffio al lato, poi ci prova Assenzio da pochi passi ma trova il salvataggio quasi sulla linea di campione, mentre poco dopo il neoentrato errante illuminato dal servizio di Assenzio è sfortunato e da pochi metri centra in pieno il palo. Dall'altra parte il Nicosia prova a reagire, entra anche uno dei pochi veterani, il super bomber siciliano Santo Salerno, e Locastro dagli sviluppi dell'angolo successivo sfiora di poco il bersaglio. Finisce così con un netto 5-0, il Città di Villafranca stacca il pass per la finale contro l'Orlandina in programma domenica prossima a Capodorlando. Servirà una vittoria ai biancoverdi per continuare a sognare l'eccellenza. Per il Nicosia invece cala il sipario su una stagione partita con ben altre ambizioni e chiusa tra difficoltà e cambiamenti profondi. E passiamo adesso al girone C. Una complicata situazione quella che si è vista in scena ad Aci Sant'Antonio nel contesto della semifinale playoff del campionato di promozione, ma guardiamo la schermata. Città di Aci Sant'Antonio che vince a tavolino 3-0 contro il Belpasso 2014, Belpasso che era in vantaggio per 2-1. Successivamente l'arbitro sospende la partita per le proteste da parte della squadra belpassese. Responso finale del giudice sportivo arrivato mercoledì, dove viene assegnata la vittoria a tavolino per 3-0 della Città di Aci Sant'Antonio contro il Belpasso. Nell'altra semifinale Ionic FC che vince 4-0 contro il Riviera Nord. La finale sarà dunque in casa della Ionica e a giocarsela sarà il Città di Aci Sant'Antonio. Per i play-out in campo sabato 9 Atletico Messina che giocherà in casa contro l'Atletico Catania. La perdente retrocederà in prima categoria. Dopo aver chiuso al terzo posto in classifica una grandissima regular season, adesso è tempo di fare sul serio, è tempo di disputare tanto agognati playoff. Partire fortissimo il Belpasso, piazzato, battuto velocemente, Luca Bertomarchio che mette in mezzo, in serra, sbuca sul primo palo, trova il varco e fa 0-1. Minuto 6 è avanti la formazione ospite grazie alla rete del Suariete. Marco in serra scatenato, poco dopo lanciato in profondità, combatte e fa reparto da solo. Lavora bene il pallone, poi servizio per l'inserimento di Castelli che chiude il triangolo largo proprio col 9 che aggancia e prova ma viene murato. Nel finale poi ancora il Belpasso, Luca ha tanto campo davanti a sé, super palla per il taglio del compagno alle spalle di Motta, tocco e contatto con Biondi. Calcio di rigore nettissimo in favore del Belpasso, minuto 37.
è già primo potenziale snodo cruciale del match. Al dischetto va poi Marco Inserra, che incrocia col suo destro. Biondi si distende e con una super parata cala la sbarra e dice di no. Gran risposta del portierone santantonese, ma non passano nemmeno 2 minuti. Ancora bel passo con Luca a condurre, allarga a sinistra, servizio che passa in mezzo all'area. Tomarchio aggancia e incrocia all'angolino dall'altra parte. Ha raddoppiato il bel passo, Alfio Tomarchio fa 0-2. Doccia gelata per i padroni di casa, sotto di 2, serve una scossa immediata. Scossa che arriva al 47 sul cross di Motta da sinistra. Sfera che resta in mezzo all'area, interviene Barbagallo, poi Licciardello steso giù nettamente. Calcio di rigore stavolta per l'ACI Sant'Antonio, nessun dubbio per il direttore di gara appostato lì. Dagli 11 metri si presenta, poi ovviamente Capitan Gallo si prende lui la responsabilità, rincorsa e destro che spiazza il portiere, accorcia l'ACI Sant'Antonio, infallibile Agostino Gallo, 1-2. Nella ripresa è sempre la formazione di mister Giuffrida in controllo, al terzo chance su calcio piazzato, ci prova Mascali dalla distanza, Biondi smanaccia sicuro. Risposta Sant'Antonese al decimo con Guagliardo e Licciardello a scambiare, ci prova Guagliardo che viene respinto, allora Barbagallo col sinistro carica ma va centrale. Nel quarto d'ora il solito Luca a scodellare su calcio di punizione, difesa Sant'Antonese disattente, in spaccata va vicino al possibile 1-3 la formazione ospite. Contro reaziona ACI Sant'Antonio con Massarelli appena entrato, imbeccato sulla sinistra, lascia sul posto Tomarchio e Mascali, destro forte che non trova incredibilmente lo specchio. Vicinissimo al 2-2 Francesco Massarelli, il minuto chiave dell'intera partita e però il 75esimo, angolo, bel passo da sinistra, pallone messo dentro da Luca, Biondi coi pugni, poi sfera allontanata, Fichera riceve sulla tre quarti, si gira e può partire il contropiede ACI Sant'Antonio che può scatenare le sue frecce. Caserta allunga il passo, ha battuto in aria, nuovo calcio di rigore per i padroni di casa, proteste veementi dei belpassesi nei confronti del direttore di gara che viene accerchiato prima dai calciatori in campo, poi sul susseguirsi anche da alcuni componenti della panchina entrati sul terreno di gioco. E alla fine, dopo varie strattonate, opta per il triplice fischio anticipato che di fatto chiude anzitempo la contesa e molto probabilmente regala la qualificazione all'ACI Sant'Antonio.
chiudiamo il tabellino del campionato di promozione con il girone D. Sarà Akragas SLP Gimnica Scordia, la finale playoff di questo girone D. Eccola qua la schermata, Akragas che vince in casa 3-2 contro il Pro Ragusa, così come vince in casa la Gimnica Scordia 2-1 contro il Santa Croce Soccer. Akragas che giocherà la finale in casa contro la Gimnica domenica 10 di maggio. Sesta data per la finale play-out in campo Frigentini contro lo Scicli. Archiviata la regular season, ora serve cambiare registro. L'Akragas di Mister Catania riparte dal comunale di Aragona, dove ospita il Pro Ragusa nella semifinale playoff del girone D di promozione siciliana. I padroni di casa possono contare su un doppio vantaggio regolamentare in caso di parità al termine dei 90 minuti e avranno a disposizione anche i supplementari con la qualificazione, che resterebbe comunque nelle loro mani. Per il gigante si tratta di uno dei due percorsi verso l'eccellenza, l'altra strada passa dalla Coppa, dove bisognerà attendere a fine maggio per il ritorno nella semifinale contro il Priolo dopo il successo per 2-1 ottenuto all'andata. Attimi di profonda commozione allo stadio Totò Russo prima del calcio inizio, deposto un omaggio floreale davanti al poster di Gabriele Vaccaro, giovane tragicamente scomparso a Pavia, un gesto sentito da parte del capitano Alfonso Cipolla a nome di tutta la società Akragas per stringersi al ricordo di un ragazzo che la comunità continua a omaggiare con affetto. Pronti e vie sono i locali a partire fortissimi con la prima bordata di King che fischia vicino all'incrocio dei pali. All'ottavo è lo stesso King ad avviare l'azione del vantaggio, tutta in verticale, tutta di prima intenzione. Jama Te Lopez, di nuovo Jama, campanile alzato da Runza sul quale si impegna Cavone che non può nulla. Sul tap-in successivo di Marrone esplode il Totò Russo per il vantaggio dell'Akragas, piuttosto evidente anche dal nostro fermo immagine come il pallone abbia varcato la linea di porta. Scorriamo fino al giro di boa della prima frazione di gioco, sventagliata di Jama e torre sul secondo palo per l'inserimento di Marrone che calcia potentemente ma non preciso alto sulla trasversale. Al 28esimo arriva il raddoppio del gigante, un corner ravvicinato che Jama trasforma in un arcobaleno che coglie impreparato Cavone, 2-0 per i locali. La rete, lo zampino anche del numero 10. Come d'altronde in gran parte della stagione. Al 33esimo addirittura King ad andare a contendere come ultimo uomo una seconda palla, pulirla per uno scatenato Ten Lopez che salta 1-2 avversari e con un potente mancino trafigge per la terza volta l'estremo difensore Ibleo. Sembra sin qui tutto troppo facile per gli uomini di Mister Catania che poco dopo hanno anche l'occasione del poker, azione perimetrale del gigante che trova il taglio interno di Vizzini che si presenta a tu per tu con Cavone, ci mette i guantoni l'estremo difensore ospite. Trascorrono però 6 minuti, al rientro in campo delle formazioni del Pro Ragusa trova l'occasione per riaprire la gara con la zampata sotto di misura di Uslati e si è fatta trovare impreparata, retroguardia locale nell'occasione. Trascorre un quarto d'ora e su un corner battuto veloce destro secco di carne molla sul quale risponde presente Manna, ma sul tap-in è ancora Usleati il più lesto di tutti, 3-2, gara che sale di intensità ma l'Akragas pur senza rendersi pericolosa riesce a portarla alla fine senza correre grossi pericoli. Sabato sarà finale ancora tra le mura amiche contro la Gimnica Scordia che ha superato per 2-1 il Santa Croce. Un saluto allora amici appassionati e appuntamento come al solito alla prossima. Martedì 16 giugno è questa la data ufficiale della nuova edizione dei Penalty Awards. Vi aspettiamo a Caltanissetta, Teatro Regina Margherita. Appuntamento da non perdere. E dopo il quadro completo del campionato di promozione ci fermiamo, brevissima pausa pubblicitaria, tra poco rientreremo in studio e parleremo anche di prima categoria.
Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Penalty Awards, tutto il meglio del calcio dilettantistico siciliano in un'unica grande serata. Il galà del calcio nostrano va in passerella con la premiazione dei migliori dirigenti, i migliori tecnici, i migliori atleti della stagione calcistica. Una serata esclusiva con il gotha dirigenziale e sportivo del calcio siciliano, le eccellenze dello sport, del giornalismo e dello spettacolo. Penalty Awards presenta Ettore Tortorici. Eccoci rientrati in studio dopo lo spazio pubblicitario, siete ancora con Penalty, abbiamo già alle nostre spalle il quadro completo per quanto riguarda play-off e play-out del campionato di promozione, adesso parliamo di prima categoria, si è deciso l'accoppiamento per quanto riguarda la finale, questi risultati. Cassibile Fontane Bianche che vince 3-1 in casa della città di Santa Teresa e pareggio tra Cianciana Calcio e Torrenovese 0-0. In base anche ai risultati delle partite d'andata sarà dunque Cassibile Fontane Bianche a giocarsi la finale contro il Cianciana Calcio. Prima di chiudere questa puntata credo che sia anche doveroso ricordare le squadre che invece hanno vinto il campionato di seconda categoria e la prossima stagione disputeranno il campionato di prima categoria. Eccola qua la schermata, nel girone A, primo classificato Frontemare Sferracavallo, vince ai playoff la Polisportiva Belmontese. Nel girone B, primo classificato l'Atletico Caccamo, nell'incontro playoff che si è disputato domenica, il Città di Marineo Calcio Academy vince 3-1 contro il Favara Calcio. Sarà dunque il Città di Marineo, insieme all'Atletico Caccamo, a giocare la prossima stagione il campionato di prima categoria. Così come nel girone C sarà il Città di Sant'Angelo e la Scuola Calcio San Benedetto, vittoriosa ai playoff, a disputare il campionato di prima categoria. Nel girone D, primo classificato il San Pierniceto, vince ai playoff il Calcio Saponarese. Primo classificato Zafferana, ai playoff il Città di Riposto FC. Ed infine nel girone F Lago Real 1981, primo classificato, vince ai playoff la Val Guarnerese. Nel girone G, primo classificato il Club Real Sicilia 2024 e l'Atletico Siracusa che raggiunge la prima categoria grazie anche alla vittoria dei playoff. La puntata di Penalty si conclude qui, ma vi lascio decisamente con una chicca straordinaria firmata Penalty. Vedremo a seguire il face to face con Giorgio Perinetti, il direttore generale dell'Athletic Club Palermo. Per quel che ci riguarda vi aspetto la prossima settimana, mercoledì alle 15:30 e poi come al solito anche il giovedì alle 21, sempre qui sul canale 19 di TVM Palermo. A tutti voi il buon proseguo.
Bentrovati alla nuova puntata di Face to Face, il faccia a faccia con i personaggi del mondo del calcio dilettantistico e non solo. Andiamo subito a presentare il nostro nuovo ospite con una interessante scheda informativa. Classe 1951, dirigente sportivo di spessore nazionale, tantissimi successi fatti di passione, sacrifici e amore anche e soprattutto per la terra siciliana. A Face to Face abbiamo Giorgio Perinetti. Buonasera. Bentrovato direttore. Grazie. Allora, è pronto per ricevere queste 7 domande? Cercheremo di spaziare non soltanto nel mondo sportivo, calcistico in genere, cercheremo di conoscere anche qualche altro lato un po' nascosto, anche se lei, essendo un personaggio pubblico, sicuramente insomma abbiamo poche cose da scoprire sotto questo punto di vista. Sì, anche sotto l'aspetto personale c'è sempre da scoprire qualcosa, penso di conoscere. Allora, iniziamo subito però parlando di calcio. Ha Sì. praticamente lavorato con il meglio del calcio. È stato difficile convivere con questi personaggi a volte un po' scomodi? No, ho attraversato più generazioni di questo sport meraviglioso, a cui sono dedicato, grande passione. Devo dire che sotto certi aspetti ho avuto fortuna, nel senso che ho cominciato a lavorare per grandi società quando ero giovane, dove è molto più semplice lavorare nella grande società. È vero. E in età matura invece ho lavorato per società meno grandi e quindi dove ci voleva esperienza, dove ci voleva mestiere, dove ci voleva gestione, quindi sotto questo aspetto sono stato fortunato. Quindi un po' di personaggi scomodi li ha incontrati nel corso della sua carriera, no? Sì, ma penso che in tutti i mestieri, in tutte le professioni poi ci sono confronti continui, ma questi aiutano comunque a crescere. Ritornando al discorso dei suoi inizi, effettivamente lei ha iniziato la sua carriera dirigenziale nel 1972, giovanissimo, ma alla sua età, cioè a 21 anni, non era più semplice giocare a pallone anziché fare il dirigente? No, lì ho avuto sono stato illuminato sulla via di Damasco, come si dovrebbe dire, nel senso di capire che non era assolutamente in grado di giocare a calcio. Qualcuno gliel'ha detto? No, me lo sono detto da solo. No, me lo dicevano anche, ma me lo sono detto da solo, ho capito che non era una strada da seguire. Quindi lasciato gli studi, ho intrapreso quelli universitari, ho avuto questa opportunità chiamato da Roma e ho cominciato lì dal gradino più basso con delle soddisfazioni. Faccio un esempio: il 17 gennaio del 1972 sono stato in panchina con Lenny Herrera, che allora era un mito. Assolutamente. E quindi mi ha dato come premio, diciamo come regalo di compleanno, mi ha detto vieni in panchina con me, e ho avuto questo grande piacere. Poi e lei da romano, giustamente. Sì, ho conosciuto tanti personaggi e quindi ho capito poi che sarebbe stato il mio mestiere, il mio lavoro. Dunque la Serie A con grandissimi nomi, la Serie B con quelli che vogliono diventare campioni, la Lega Pro invece spesso e volentieri ha dei grandi problemi, soprattutto economici. Ma a questo punto il progetto della Serie D con l'Athletic Club Palermo, insomma, cosa c'entra nel suo percorso? Intanto sempre pensavo nel corso della mia carriera, del mio percorso, che mi sarebbe piaciuto terminare magari da dove ero partito, cioè dai campi di periferia, dalla passione pura, dal calcio più genuino. Oggi per noi sappiamo che c'è un calcio business esasperato. Il fatto di lavorare vicino a giovani, con dei dirigenti che mi hanno chiamato, i soci dell'Athletic, che mi hanno prospettato con entusiasmo, no, determinate caratteristiche di percorso e di lavoro, mi ha fatto piacere, ho provato a sposare questa causa qui. È chiaro che è tutto diverso, ma anche, ripeto, riassaporare uno sport per come tale, non certo il calcio, diciamo, esasperato degli ultimi anni che viviamo, certamente in questi è un po' giorni. esagerato effettivamente, le pressioni esagerate. Sì, è molto esposto mediaticamente, certamente è giusto anche che sia così, ma da un punto di vista, diciamo, personale, della passione, di quello che sono state sempre le mie caratteristiche, ho sempre privilegiato più l'aspetto, diciamo, personale, intimo del rapporto, piuttosto magari che quello economico o professionale, allora mi ritrovo in questa situazione. Tra l'altro con il ritorno a casa, a Palermo, che è un po' casa sua anche. A Palermo, ho sempre detto, a Palermo non so dire di no,
ho sempre privilegiato, la prima volta che venni a Palermo rifiutai l'offerta di Galliani al Milan per il settore giovanile, e poi sono andato a Preziosi e ho lasciato il Como per venire a Palermo. In maniera abbastanza traumatica, e poi ho accettato l'offerta di Zamparini e poi quella dell'Atletico, quindi Palermo per me è una costante perché rappresenta professione, rappresenta la mia passione, ma rappresenta anche i rapporti personali, rappresenta un matrimonio fatto a Palermo, delle figlie nate a Palermo, no, rappresenta la mia vita. Dal dolore è riuscito a trarre la forza per vivere una nuova vita, una nuova dimensione. La capacità anche di raccontarla attraverso un libro straordinario dove il dramma familiare può diventare un esempio. Si può dunque ripartire sempre? Il mio motto è avanti sempre, questo lo dico ai giovani che ho, a tutti quanti. Credo che la vita sì, ci pone di fronte a volte a situazioni veramente difficili da accettare, da gestire, a cui reagire. Però d'altro canto, intanto c'è un'altra figlia che ha bisogno di suo padre, che ha bisogno di un appoggio, di un riferimento, e comunque io ho provato a fare una cosa, ho tentato a trasformare il dolore in opportunità per altri, e credo che sia il miglior modo di ricordare mia figlia essere questo, cioè non vivere di un ricordo ma creare ricordi per altri che possono avere più conoscenze di me, anche attraverso, senza essere normalmente presuntuosi, anche attraverso questo libro. Però è un libro che è servito anche a lei, dobbiamo essere onesti, no? Assolutamente sì, è servito a me, ma non tanto per rivivere il dolore, appunto per cercare di trasformarlo come motore per dare un consiglio ad altri genitori che possono essere presi di sorpresa come me, e anche a ragazze o ragazzi che soffrono di questo male oscuro, subdolo, e che magari, e ne ho tantissime testimonianze, questo è il successo del libro, non la vendita del libro, diventa esempio. Il successo del libro è riferimento, esempio, sarà oggetto, sarà libro di testo in alcune scuole, e questo è un grande risultato, e sarà anche, ed è comunque anche motivo di accompagnare percorsi delle associazioni tipo l'AIDAP, Associazione Italiana Disturbi Alimentari e Peso, che si occupano proprio di accompagnare i ragazzi nella terapia. E in fondo è soltanto un'altra ennesima parentesi della sua vita, se lei mi permette di dirle questo. Sì, questa è particolare. Però ripeto, il mio motto è avanti sempre, finché avrò respiro penso sempre che devo guardare avanti. Guardandosi intorno, comunque lei vive lo sport ormai da protagonista e non è più neanche tanto giovanissimo, però oggi i giovani sono coinvolti spesso e volentieri da altri interessi. I social su tutti purtroppo impediscono poi alla fine anche di partecipare attivamente facendo sport. Ecco, soprattutto su questa grande storia dei social, lei che cosa dice? Ho affrontato questo argomento nell'invito che mi fece Maravenier alla sua trasmissione, dove c'era la professoressa Bardo che proprio di questo si occupava, che purtroppo è scomparsa poco tempo fa, e diceva proprio questo, che purtroppo in questo grande circobarro mediatico dei social, di quello che purtroppo i ragazzi oggi vivono proprio una realtà che sia tangibile, e purtroppo si adagiano su una realtà costruita. Quindi alla fine parlano e si socializzano attraverso qualcosa che in effetti non esiste. Effimera. E dimenticando di vivere la propria esperienza, la propria vita, con gli sbagli, con le cose fatte bene o quelle fatte male, ma che possono sempre aiutarti nell'affrontare quelle successive. Affrontare una realtà che non esiste in sostanza, ma esiste solamente nell'immaginario, purtroppo non li aiuta a una crescita che li rende più forti. Senta, ritorniamo a parlare di calcio, ahimè parliamo di nazionale. Anche per questa prossima manifestazione mondiale saremo assenti. Che cosa dobbiamo fare, direttore? Cioè, da dove dobbiamo iniziare per cercare di capire che le cose possono e debbono cambiare? Guarda, il calcio italiano ha bisogno di innovazione, ha bisogno di interventi profondi, strutturali, e certamente chi si proporrà per il ruolo di Presidente federale a questo dovrà pensare. Credo che sia in questo momento necessario più votare un programma che non votare una persona, perché tutti quelli che sono stati nominati sono persone di grandissimo spessore. Assolutamente. Sia Malagò, sia Bede, chiunque si voglia pensare di candidare.
Però non è tanto questo, bisogna dare dei programmi, quindi fattivi. Abbiamo bisogno di tanti interventi, la Serie A giustamente li reclama perché è un po' il motore di tutto il nostro calcio, no? Ecco, dal punto di vista economico. I settori giovanili. E quindi, ecco, poi noi che debbono alimentare. Cosa non condivido di quello che è stato fatto fino ad oggi, che si è sempre verniciata la facciata. Ad ogni insuccesso noi cambiamo allenatore. Quindi Gattuso non va bene, Spalletti non va bene, Mancini non va bene, Prandelli non andava bene. Cioè noi continuiamo a cambiare allenatore come se un allenatore potesse, col poco tempo che ha, e facendo non l'allenatore ma il selezionatore, perché ovviamente non ha tempo, può solo selezionare i giocatori, e tra l'altro seleziona il 30% dei giocatori che giocano in Serie A, quindi è un margine veramente ridicolo. E naturalmente è sempre quello. Io credo che un palazzo che sta traballando vada irrobustito alle fondamenta. Il primo problema è cambiare il criterio di formazione dei nostri giovani calciatori. E non soltanto anche quello dei tecnici? No, vengo a quello. Cioè, siccome dobbiamo cambiare i criteri di formazione, ovvero di stabilire che il talento è il primo parametro per valutare un ragazzo in formazione, e assecondare il talento, assecondare l'istinto, assecondare ovviamente correggere la coordinazione fisica, di movimento, eccetera, e ci vogliono degli istruttori adeguati. All'epoca, quando Allodi istituì i corsi allenatori a Coverciano, fece una divisione molto intelligente e fece i corsi per istruttori giovani calciatori e corsi per allenatori di prima squadra, dove chi si dedica alla formazione dei giovani calciatori ne abbia le capacità innanzitutto, ma abbia anche la gratifica di essere qualificato e quindi pretendere anche uno stipendio, lo faccia vivere e non andare a cercare magari in altre categorie il sostegno economico, ma avere dalle società il giusto per poter dedicarsi a questo lavoro che è fondamentale per la nostra ripresa. Quindi dobbiamo ripartire di nuovo da zero. Io credo che dobbiamo ripartire assolutamente dal basso, dalle fondamenta. La tattica è una cosa che va inserita gradualmente nel contesto di formazione del giovane calciatore, ma la tecnica è basilare, perché senza quello non potremo dare al campionato di Serie A attori giusti, daremo attori mediocri. Se abbiamo attori mediocri sono sempre privilegiati poi gli stranieri, che invece sotto questo aspetto hanno fatto passi da gigante, a differenza nostra. È vero, è vero, è vero. Allora chiudiamo il nostro face to face con una domanda un po' particolare. Se dovesse chiudere gli occhi per un istante, cosa vorrebbe rivivere? No, vabbè, nel senso metaforico. Mi dia due sensazioni, una sensazione sportiva e una sensazione personale. Ma guarda, per come ho vissuto io il calcio e la mia professione, sono sempre andate insieme. Ora, se vai su questi siti, il mio nome è sempre praticamente accostato alla famosa chiacchierata con Maradona per dire: guarda che non potrai, tu numero uno al mondo, non potrai più giocare perché sei stato squalificato o perlomeno per un lungo periodo. Per un lungo periodo. E lì, sai, c'è tutta la caducità delle cose umane, perché il più grande giocatore del mondo fece una smorfia incredibile, si portò la mano al fianco, disse non è possibile, ma in tutto quello c'è la resa di chi si sentiva ovviamente sul tetto del mondo, calcisticamente parlando, e non solo, e invece di colpo sprofondava. E questo comunque è un insegnamento. Assolutamente. Lo sport è meraviglioso, ma devi sempre tenere un atteggiamento corretto, devi sempre cercare di migliorare, il gol più bello è sempre il prossimo, per tenerti a certe condizioni, diversamente puoi sprofondare in un attimo dal meglio al peggio. Quindi ha praticamente risposto con una solo risposta, sia al personale che allo sportivo. Sì, è stata un'esperienza dura quel giorno, ma è anche insegnamento grande per la vita, perché ti insegna insomma che devi sempre guardare avanti, ma con attenzione, coraggio, ma soprattutto tenendo sempre il modo di guardare tutti negli occhi senza avere vergogna di camminare senza insomma la copertura di un comportamento giusto. Direttore, a questo punto le faccio una domanda molto personale, perché mi è venuto sempre un dubbio: ma Maradona poteva cambiare la sua vita se lo avesse voluto? Ma guarda, ci vorrebbe adesso un trattato, non posso rispondere alla domanda, però parliamo di un personaggio, un ragazzo intanto straordinario, come generosità, come verso i compagni, verso il pubblico, quindi una persona straordinaria anche sotto questo aspetto, a parte le qualità da giocatore, però certamente è finito in un imbuto della notorietà, della mediaticità,
dell'impossibilità di vivere una difficile vita tirarsi fuori. Dell'impossibilità di vivere una vita normale, quindi anche da capire in certi atteggiamenti che poi purtroppo sono stati sbagliati. Un uomo estremamente generoso, però ha reso anche fragile dalla stessa sua notorietà e fama. Direttore, la ringrazio per queste confidenze che ci ha fatto oggi qui nel nostro face to face, le auguro le cose più belle e chissà magari brindare ad un altro successo tra virgolette palermitano. Diciamo che quest'anno non ci abbiamo creduto in una maniera più piena, ma non eravamo forse preparati, però sono sceso qui per costruire qualcosa, adesso vediamo questo qualcosa a che piano arriva. Sono passati soltanto neanche 12 mesi, quindi ancora sicuramente ci sarà Stiamo tanto da lavorando, lavorare. work in progress. Grazie direttore. Grazie a voi. Bene, abbiamo concluso qui dunque il nostro appuntamento face to face di questa puntata. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi diamo appuntamento al prossimo. Penalty Awards, tutto il meglio del calcio dilettantistico siciliano in un'unica grande serata. Il galà del calcio nostrano va in passerella con la premiazione dei migliori dirigenti, i migliori tecnici, i migliori atleti della stagione calcistica. Una serata esclusiva con il gotha dirigenziale e sportivo del calcio siciliano, le eccellenze dello sport, del giornalismo e dello spettacolo. Penalty Awards presenta Ettore Tortorici.